mezzo a noi, o magari conoscete qualcuno che non vuole ancora battezzarsi, è ancora molto incerto, ma vuole capire meglio effettivamente che cos'è il battesimo, perché si dovrebbe battezzare, allora proponetegli di iscriversi a questo discepolato così che possa capire veramente cos'è il battesimo e chissà, magari in un futuro prendere questa decisione. Amen? Questi sono gli avvisi. Ce la facciamo mettere il video? Forse sì? Allora ci riproviamo. Spegniamo le luci. Hands up! Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Yeah. I've been born again. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, the Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Come on, we say, I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. Yeah. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. Bene, bene. A breve il prossimo rifugio, tra qualche mese si riproporrà. Quest'anno speriamo di riuscire a organizzare anche un ritiro degli uomini entro fine anno. Sarebbe il proposito per gli uomini di quest'anno. I giovani? No, i giovani no. Possiamo alzarci in piedi, facciamo una preghiera per le nostre offerte, per benedirle, consacrarle al Signore. Tu che hai portato oggi la tua offerta, la tua decima, o che hai sentito in cuore durante questo inizio del nostro adorarti, di portare qualcosa per rendere grazie a Dio, o semplicemente anche per il mantenimento di quest'opera. In questo momento pregheremo per questa offerta, perché possa essere sì una forma di contribuire, ma ancora di più possa essere ricevuta da Dio come forma di adorazione a Lui. Ti invito a prendere la tua offerta, la tua decima e cominciare a pregare. Signore Gesù, ti ringrazio, Signore, per tutto quello che Tu hai fatto nella mia vita. Ti ringrazio, Signore, perché Tu sei il Santo sulla mia famiglia, Tu sei il Signore dei miei giorni, e in questo momento, Dio, io voglio portare a Te qualcosa che possa essere una forma di adorazione.
Ti porto, Signore, questa offerta per il mantenimento di quest'opera, perché credo che Tu possa fare ancora cose meravigliose in questa casa, che Tu possa ancora toccare il cuore di molti e salvare vite, ma te la porto come forma di riconoscimento e adorazione piena a Te, dichiarando che Tu sei il Signore della mia vita. Per questo io ti prego, Dio, benedici queste offerte, attraverso di queste benedici ogni famiglia qua presente, nel nome di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi un attimo. Chiudi i tuoi occhi. Apri il tuo cuore. Santo, Santo, Dio, Dio. Santo, Santo, Dio potente, tu sei santo, 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 tu sei santo, santo, Dio è potente, è santo, dichiariamo insieme, è santo, tu sei santo, Dio, tu sei santo, 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 tu sei santo, è santo, Dio, Padre Santo che sei nei cieli. Noi versiamo il nostro cuore davanti a te questa sera, Signore.
Noi diamo tutto di noi a te questa sera, Signore. Che non rimanga niente da noi, ma tutto venga da te, Signore. Che il tuo Spirito, Signore, ci avvolga questa sera con un abbraccio, con una parola, con un conforto, Signore. In mezzo al caos che è il mondo, in mezzo al caos, Signore, che a volte ci troviamo nella vita, Signore, tu sei santo. In mezzo ai problemi, alle difficoltà, tu sei santo. In mezzo all'insicurezza che abbiamo, tu sei santo. In mezzo alla malattia, tu sei santo. Santo, 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 Dio potente. Dio potente. Santo, santo, santo. Dio è santo, santo, Dio. Buonasera, pace a tutti. Mi ha chiesto mia moglie di salutare, perché l'ultima volta che ho predicato mi ha detto tu non hai salutato la Chiesa. Quindi adesso mi ha detto mi raccomando, saluta la Chiesa. Buonasera a tutti. Pace, shalom, pace del Signore. Potete sedervi. Io chiedo solo dell'acqua perché qua sopra non lo so, la gola si secca. È bello essere qui, c'è sempre un po' di nervosismo. Ogni volta che vedo la chiamata pastore, mi viene già la voglia di dire no, inventare una scusa. Infatti confesso che oggi ho pensato in chiamarlo per dire io non ci sarò stasera, 2 o 3 volte più o meno. Però come ho detto la prima volta che ho predicato non riesco a dire di no. È come se Dio mi desse una missione e io la devo compiere. E grazie per la fiducia dei pastori che si fidano di me. Grazie a voi che mi ascoltate. Grazie a Dio che anche Lui si fida di me. Che a volte neanche io mi fido di me, ma Lui si fida di me. E voi una prova di questo? Lui ha dato il meglio di sé per noi e anche per te. Quindi Lui si fida di te. Il grande Dio, l'immenso Dio, l'onnipotente Dio, colui che è intero in se stesso, colui che non ha bisogno di nient'altro se non solo di se stesso. Lui si è trovato in mezzo alla creazione e ha detto: ma io non voglio stare qua solo, io voglio traboccare, io voglio manifestare tutto ciò che io ho dentro. In questa manifestazione Lui ha creato te, ha creato me. Noi siamo frutti della manifestazione di Dio. Tu non sei qui per caso, io non sono qui per caso. Anche se noi viviamo in un periodo nel mondo in cui c'è un po' di caos, un po' di incertezze, un po' di disordine. Ma il nostro Dio è lo specialista nell'ordinare il disordine. Io voglio leggervi Salmi 33:9. Dice così: poiché Egli parlò e la cosa fu, o le cose furono. Egli comandò e la cosa sorse. Dio, il nostro grande Dio, come sappiamo bene dalla Genesi 1, nel principio crea tutte le cose. Tutte le cose ha creato Dio, amen? Però vediamo nel versetto 2 che c'è una terra che è informe e vuota. Ma Dio non crea niente così, Lui è perfetto.
e Lui porta alla fine ogni cosa che Lui inizia a fare. Se Lui ha creato le cose, ha detto che erano buone, quindi la terra che era informe e vuota non era per rimanere così. Amen? E poi leggiamo Genesi 2,15. Qui vediamo già l'uomo, la creazione di Dio, io e te. Dio, il Signore, prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Quando l'uomo arriva nel giardino, il giardino era già pronto. Dio crea la terra era informe, era vuota, ma quando Lui decide di manifestare se stesso e creare noi, gli esseri umani, immagine sua, la sua somiglianza, Lui prepara prima un giardino. Non è che noi siamo arrivati dopo, Lui è preparato prima. Ci ha messi lì già in un giardino pronto, il giardino dell'Eden, un posto di delizia, un posto di pace, un posto di comunione, un posto di stare con Dio ogni giorno. Quindi tu non sei nato per caso, cioè se tu sei nato è perché c'è qualcosa già di pronto per te, che Dio ha già preparato per te, prima ancora che tu nascessi. Amen? È come quando una donna è incinta e sta aspettando un bambino. Quando lei scopre, come qui sappiamo che ci sono alcune donne, che sono incinte, ma loro non aspettano l'arrivo del bambino per preparare le cose, loro cominciano già a prepararsi, a preparare le cose prima ancora che il bebè nasca, è vero o no? Il lettino, il nome tante volte, la cameretta, chi è genitore lo sa, tutto quel lavoro e compra e cerca e prepara un posto affinché quella nuova vita, quel dono di Dio arrivi in un posto già pronto. E quando Dio fa nascere noi, dallo stesso modo, Lui prepara già un posto per noi, chiamato Giardino dell'Eden, un posto perfetto dove stare con Lui. Genesi 3,8 dice che poi udirono la voce del Signore e quali camminava nel giardino, ossia Adamo ed Eva nel giardino avevano una comunione con Dio ogni giorno. Lui gli parlava, io credo così, che camminavano con Dio, stavano sempre con Dio. Ma questo versetto è già quando l'uomo ha peccato, ha lasciato che il peccato entrasse nel giardino, nella perfezione, nel posto preparato da Dio. Dio aveva già preparato un posto perfetto per stare con l'uomo e l'uomo lascia che il peccato entri in questo posto. E così Dio li chiama, dove siete? E loro si spaventano. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio e il Signore fra gli alberi del giardino. Loro si sono accorti della presenza di Dio tramite la sua voce. Dio c'era già. Dio era già lì con loro. Ma quando peccano, cominciano a non sentire più la presenza di Dio e si accorgono soltanto quando Dio li chiama. La voce di Dio manifesta la sua presenza. Amen? La voce di Dio manifesta la sua presenza. Lui non deve dire niente affinché lui sia lì, ossia. A volte quando arrivo a casa, io cerco sempre di fare un po' di rumore, perché Luana è una che si spaventa molto facilmente, ma molto facilmente. E a volte io arrivo, lei è su, e io faccio le mie cose, faccio un po' di rumore, e anche così facendo, lei non se ne accorge della mia presenza.
finché non dico niente. E a volte mi dimentico e salgo su e lei quando mi vede nel corridoio da qualche parte si spaventa, urla, grida. Non fare così, cioè, ma non ho fatto niente. Ero lì e basta. Ma come ho detto, Dio parla affinché di manifestare che Lui c'è e Lui è lì. E come io, quando mi ricordo, arrivo a casa e dico ciao, sono arrivato, o comincio a fare un po' di rumori di troppo per farla capire che sono a casa. Genesi 1, versetto 1, nel principio Dio creò i cieli e la terra, versetto 2, la terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse, la mia domanda è, Dio avrebbe bisogno di dire qualcosa per creare tutto? Secondo voi? Dio, che è potente, l'onnisciente, è Dio, io sono, avrebbe bisogno di dire qualcosa? Un motivo, Lui è Dio. Secondo motivo, non c'era nessuno per ascoltare Lui nella creazione. Vero? Però Lui ispira l'istruttore della Genesi affinché scrivesse e Dio disse, proprio per sottolineare che la parola di Dio, il suo dire, ha il potere di creare. Quindi quando Lui ispira l'istruttore della Genesi a scrivere, guarda, scrive così, e Dio disse, è proprio per dire, fare capire alla generazione a venire che tutto ciò che io dico ha un potere. Le mie parole ce l'hanno un potere. Quando io dico qualcosa, le cose non possono rimanere come stanno, perché io ci sono e dove c'è Dio le cose cambiano. Dove c'è la manifestazione di Dio, le cose devono cambiare. Non può arrivare Dio nel nulla e creare e dire qualcosa e le cose e che le cose rimangano allo stesso modo. Ci deve essere un cambiamento. Il dire di Dio nell'ebraico, non sto qui a leggere l'ebraico, ma è come se Lui volesse trasmettere un pensiero, un sentimento. La sua parola manifesta la sua essenza, quello che Lui è. E come ho detto all'inizio, la terra era informe in disordine. E quando Lui manifesta e comincia a dire, le cose devono mettersi in ordine. La parola di Dio mette in ordine le cose. Quando Dio parla, le cose devono mettersi in ordine. E la domanda è, ok, Dio disse, ma cosa ha detto Dio? Vi ricordate cosa ha detto Dio? E Dio disse, sia luce. E Dio disse, sia luce. E luce fu. Quando arriva Dio e Lui si manifesta il suo interiore, tutto ciò che Lui ha dentro, e quello che è dentro è luce. Perché come tanti di voi lo sapete, il sole viene creato nel quarto giorno. Quindi il primo giorno non c'era ancora il sole, quindi la luce che illuminava la creazione era Dio. Era la sua parola, era la manifestazione della sua essenza, di chi Lui è. Ossia, Dio è luce. E Dio illumina. E Dio disse che sia luce. Non ha detto che sia la luce. Alcune traduzioni mettono la luce, ma il giusto è che sia luce, ossia che sia manifestata la mia essenza in questo posto di disordine. Quindi dove c'era disordine, Dio illumina. Amen? E la cosa interessante è che Dio prima illumina per dopo cominciare a separare, creare e far nascere le cose.
Prima Dio getta la sua luce, illumina il posto per poi cominciare a creare gli animali, separare la terra secca, il firmamento e tutto quanto. Quello mi fa pensare che prima di costruire o prima di mettere in ordine qualcosa, Dio illumina. Prima che mia moglie partisse per il rifugio, io ho visto che la macchina era in condizione da 5 persone, 2 adulti e 3 bambini, biscotti dappertutto, fazzoletti dappertutto. Ho detto, faccio il bravo, il leggendario, non quello che mi viene chiesto di fare, ma quello che c'è da fare. E sono andato giù a pulire la macchina, dentro. Però giù nel garage c'è poca luce, è veramente poca luce. E facevo fatica a vedere l'impurità, le sporcizie che c'erano per la mancanza della luce. E ho preso una torcia che avevo lì e ho illuminato. Però è un problema, perché più illuminavo, più sporcizia c'era. Più mettevo la luce, più disordine vedevo. Più la luce entrava negli angoli nascosti sotto i sedili, più biscotti trovavo. Perché dove entra la luce fa venire fuori tutto ciò che non va bene. Più luce c'è, meno tenebre ci sono. O più luce c'è, più vediamo l'impurità che c'è nel posto e capiamo che se quel biscotto non dovrebbe essere lì, quel lecca vecchio di 3 mesi fa non dovrebbe essere lì nascosto, tutto incollato. Ma se io non avessi messo la luce, io non avrei mai visto, e il peggio, non avrei mai pulito. Quindi quando Dio arriva al punto di dire che sia luce, è perché Lui ha visto che c'era un posto informe e vuoto, era un posto in disordine. E a Lui non piace le cose in disordine, a Dio non piace le cose in disordine, informi e vuota. Lui ci ha creati per essere pieni, per avere una forma, per vivere in un ordine. Amen. Quindi sono riuscito con la torcia a pulire, tutto bene, ok, ho detto ecco adesso sì, è pulitissima. Però mi sono accorto che il serbatoio era un po' giù, ho detto vado a fare la benzina così, perché alle donne non piacciono fare le benzine. Maschi, vi siete accorti di questo? Io conosco una donna che è presente qui, non dirò chi è, che a lei non piace fare la benzina alla macchina del marito, che una volta ha messo la benzina al posto del diesel. È qui tra di noi, ma non posso dire chi è. Perché a loro non piace, e va bene così. Infatti ho preso la macchina, prima che Luana metta il diesel, che è una macchina a benzina, è meglio che vada io. Perché provo a immaginare lei domani che deve uscire, aspettare una delle donne che viene qua per dare il passaggio, passare a casa degli altri, prendere Matteo. Ho detto no. Sono andato io, però c'era un sole fuori. Appena esco del garage, pensando che la macchina fosse così pulita, appena esco fuori del garage, che il sole riflette sul vetro, vedo che c'era ancora polvere. Questo mi fa capire che più luce c'è, più io vedo il disordine. Più luce io metto, più disordine io vedo. Amen? Come ho detto, prima che Dio mettesse l'uomo, creasse l'uomo e mettesse sulla terra in forma vuota, Lui ha riempito la terra. Lui ha creato il sole, la luna, gli animali, acqua, mare e tutto ciò che noi sappiamo che ha creato Dio. E poi tutto pronto, tutto pulito, tutto ordinato, Dio prende noi, l'uomo, e mette nel giardino in ordine, pulito. Perché la sua luce illuminava il posto, era tutto in ordine. Amen? Ma come sappiamo, non è durata molto. Genesi 3:23, perciò l'Eterno, l'Iddio, mandò via l'uomo dal giardino di Eden
perché lavorasse la terra dalla quale era stato tratto. Ossia, l'uomo non contento di essere in un posto di delizia, in un posto perfetto, in un posto dove parlava con Dio tutti i giorni. L'orgoglio entra nel suo cuore, il peccato entra, la sporcizia entra, e dove c'è il peccato non c'è la presenza di Dio. Dio e il peccato non possono convivere insieme. E in quel giardino dove c'era la presenza non poteva stare il peccato. Ma visto che l'uomo ha lasciato entrare in cuore suo il peccato, Dio gli scalciò fuori e ha detto: adesso mi dispiace, ma qui è luce e ordine e tu sei in disordine. Lo ha messo fuori. E tu puoi pensare: ok, adesso siamo in guai perché tramite Adamo il peccato è entrato e anche tutti noi siamo peccatori in Adamo. 1 Corinzi 15, versetto 21, dice: infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Versetto 22, poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Tramite Adamo abbiamo peccato e abbiamo perso questa luce, questo ordine. E la nostra vita è diventata di nuovo un disordine, vuota. Ma tramite Gesù, come ho detto prima, Dio ha dato il meglio di sé per noi, per riscattarci, per riportare dentro a questo giardino, a questo posto. Ma adesso non è più un posto geografico, un giardino che è lì, che dopo che accettiamo Gesù andiamo in questo giardino. Perché Dio, dopo la caduta dell'uomo, ha sempre voluto stare con noi. Il desiderio di Dio è sempre stato stare con la sua creazione. Ma quel peccato di Adamo non poteva stare vicino a questi uomini, a questa creazione, perché dove c'è luce le tenebre devono andare via. Ma affinché le tenebre potessero andare via, il sacrificio perfetto doveva arrivare. Perché come il diavolo, Satana, lui si è ribellato contro Dio, ha peccato contro Dio. E Dio l'ha fatto cadere e lo ha mandato all'inferno. Per la giustizia di Dio, e Dio è giusto, quando l'uomo è caduto e ha peccato, Dio doveva fare la stessa cosa. Per essere giusto con se stesso, se il diavolo ha ribellato contro Dio e lui è mandato all'inferno, anche noi uomini, quando abbiamo peccato, Dio dovrebbe mandarci all'inferno insieme a Satana. Ma lui che è pieno di misericordia, lui che è amore, ha detto: a questa creazione io sono affezionato, io li amo. E io cercherò di fare qualcosa per riscattarli a me. Però visto che un uomo ha peccato, una persona in carne e ossa, lui non poteva fare altro che non venire anche lui in carne per morire per noi tutti quanti, affinché i nostri peccati fossero stati lavati, tolti via. Giovanni 1,14 dice: e la parola è stata fatta carne e abitata per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto dal Padre. Dio ricomincia con Gesù. Come alla Genesi Dio disse, ossia Dio manifesta la sua parola, adesso con Gesù, Gesù è la parola. Gesù è la parola di Dio. Come Dio all'inizio ha messo in ordine un disordine, adesso Gesù, che è la parola di Dio, mette in ordine di nuovo la creazione di Dio. Perché Lui è la parola. E come alla Genesi, Giovanni 8,12 dice: Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.
Gesù è la parola e Gesù è anche la luce. Gesù è la manifestazione di Dio in parola e Gesù è la manifestazione di Dio in luce. Dove c'è Gesù, Lui illumina e tutte le tenebre devono sparire. Amen. Quindi io posso dirti con tutta la certezza di quello che mi dice la Bibbia, che forse tu sei entrato qui questa sera come io in alcuni aspetti della vita, che io vedo un caos. Io percepisco un caos, un disordine. Io vedo in alcune aree della mia vita che forse io vorrei che fosse un po' più di ordine. Ma io ho una notizia per te: come Dio nella creazione del mondo ha messo in ordine con la sua parola e con la sua luce, Gesù Cristo ci è stato dato affinché noi potessimo chiamare Lui e Lui, che è la parola di Dio, potesse illuminare la nostra vita e mettere in ordine tutto quanto. Perché noi da soli saremo come io che pulisco la mia macchina, cerco di sistemare le cose, ma non riuscirò mai da solo. Perché se non c'è la luce di Dio, la luce di Gesù che illumina ogni angolo della mia vita, io non riuscirò mai a capire esattamente dove c'è quella cosa che mi dà fastidio o che dà fastidio a Dio. Perché a Lui piace l'ordine, Lui piace le cose fatte bene. E a volte noi nella nostra vita cominciamo a vivere in un modo che accumuliamo certe cose in certi angoli della vita. E queste cose cominciano a dare fastidio, a puzzare, a incollare le mani quando prendiamo la maniglia per aprire la porta. E c'è solo un modo a volte di vedere tutti i posti nascosti della nostra vita, tramite Gesù Cristo. È solo Lui, soltanto in Lui. Colossesi 1, versetto 16 e 17. Poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui, ossia si mantengono insieme secondo la volontà di Dio. È in Cristo che noi troviamo di nuovo quell'ordine che è il desiderio del Padre. È soltanto in Cristo, tramite la sua parola, che noi troviamo di nuovo quell'equilibrio, quel modo di vivere a cui piace il Padre. Non è più per i nostri pensieri, le nostre idee, quello che pensiamo che sia giusto, ma è soltanto tramite Cristo, soltanto tramite Gesù. Giovanni 15,7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Ebrei 4,12. Perché la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, penetra fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ossia la parola di Dio è luce, va dentro di te, dentro il tuo interiore. È lì che cerca nei nascondigli della tua mente e del tuo cuore tutto ciò che non piace a Dio. E non so se solo io, ma a volte ho una voglia di mollare tutto. Questo periodo stiamo attraversando un momento difficile, perché come sapete mio papà da un po' è stato trovato un cancro allo stomaco e vi confesso che è una cosa molto dura, anche se non sono una persona di manifestare ciò che sento. C'è stato anche un fratello che mi ha detto così, mi ha detto: adesso che ti conosco sei una brava persona. Perché forse vedeva la mia faccia seria, che non parlo con la maggior parte di voi.
E lui pensava, ma chi è questo? Sarà un cattivo? Boh, non lo so. Ma dopo che ci siamo sentiti e abbiamo parlato e abbiamo viaggiato insieme, e lui che mi guarda e mi dice, ma guarda che sei una brava persona. Io non sono molto di manifestare, infatti questa situazione non è facile. Perché come tanti di voi a volte pensiamo che è una ingiustizia di Dio. Quando arriva la cattiva notizia. Perché per noi vogliamo che tutto vada bene, che tutto vada secondo i nostri piani, ma sappiamo che non è così. Che viviamo in un mondo che già è maligno. E quindi la malattia cerca di distruggerci, anche se non vogliamo. E io la prima cosa che ho pensato, infatti è stato un sabato sera che ero qui in chiesa, ho visto che il mio telefono suonava, era mia mamma, e appena finito il servizio, il culto, mi sono messo lì, ho visto il suo messaggio, dobbiamo parlare. E io sapevo che lui era andato a fare un esame in quella settimana. E è venuto fuori questo, e lei, dobbiamo parlare, appena arrivi a casa chiamaci che vogliamo dire una cosa. E io sapevo già, immaginavo già. Ho finito qui il culto, ero teso, sono andato a casa e loro mi chiamano in videochiamata e mi danno la notizia. Il primo pensiero è stato quello, ma non è giusto. Perché lui è un pastore e chi lo conosce lo sa l'amore che lui ci mette nell'opera di Dio, nel fare le cose di Dio. Chi lo conosce lo sa l'impegno che lui ci mette per essere presenti ai culti, a servire, a stare con le persone. Chi lo conosce lo sa il valore che lui dà alla sua vita. E ho detto, non è giusto, perché io vedo tante persone che non danno il valore alla propria vita, che vivono in un modo che non sto qui a elencare, ma lo sapete già, conoscete anche voi delle persone. Per non parlare delle persone cattive che fanno male agli altri. E il mio primo pensiero da peccatore è stato, perché non una persona cattiva? Perché questo cancro non ha una persona che veramente merita questa cosa? Perché mio papà? E dopo Dio mi ha fatto ricordare di Gesù che è morto senza avere colpa né peccati, senza aver neanche sbagliato neanche una volta, che è venuto in terra per morire per i miei peccati, per i tuoi, per quelli delle persone cattive, più di noi. Una persona innocente che dà la propria vita per quelli che non la meritano. E subito ho detto, perdonami Signore, perdonami. Noi sappiamo che tutte le cose cooperano per il bene di coloro che amano Dio e camminano secondo il suo proposito. E per questo perché vi sto raccontando questo? Perché è bello vedere, sentire. Infatti quella settimana lì l'ho sentito un paio di volte. E noi che eravamo dintorni, eravamo tutti tristi, voglia di fermarsi, di lasciare, arrabbiati, senza capire bene il perché. E quando sentiva lui al telefono, papà come stai? Sto bene. Sto bene. Addirittura il pastore mi ha chiamato, ci siamo sentiti, mi fa, ma sei sicuro che tuo papà sta male? Ho detto, ma perché? Perché l'ho sentito, sta meglio di noi. Perché sentendo al telefono lui era lì pieno di gioia, sicuro, fiducioso. E Dio mi ha fatto riflettere su questo. Ma come può una persona in quella situazione avere questa luce?
Perché non è una luce sua, è una luce di Dio. Non è Lui, non sono le sue forze, ma è la forza di Dio. Non è il suo volere, ma è il volere di Dio. E questa serata parlerò di Lui. Mi ricordo quando è arrivato in Italia, non aveva documenti ancora e doveva aspettare un periodo che sappiamo bene è un po' lungo. E io vendevo il latte con un furgoncino, facevo venditore di latte, latticini varie, cose varie. E lui veniva con me per non stare a casa e stare lì a fare niente, perché un uomo che è abituato a provvedere per la casa, dove stare fermo è proprio la fine. E per chi lo conosce lo sa che lui è molto attivo. E quindi lui diceva: io vengo con te. E lui veniva e imparava, vedeva, e a lui era tutto novità. E io mi ricordo che a volte stavo mettendo le cose giù, prendevo il latte e stavo lì e lui che era lì di fianco e guardava. E appena mi giravo per prendere una cosa, lui metteva le mani sui prodotti che avevo appena lasciato e sentivo che lui bisbigliava. E dicevo: cosa fa? Cioè, mi vergognavo a volte di tutti che guardavano, la gente che passava e lui che metteva la mano sui prodotti. Va bene. Dopo di un po' la cosa mi è infastidita, ho detto: ma cosa fai? E lui fa: io sto benedendo questo posto, io sto benedendo la tua vendita, io sto benedicendo tutto ciò che noi stiamo facendo. E ogni prodotto che vendevo lo mettevo la mano. E da lì ho capito, ma quella cosa mi ha impressionato e questa settimana mi sono ricordato di questo. Lui era già la luce in quel posto. Io in quel periodo, dico la verità, non volevo tanto sapere di Dio, ero un po' lontano dalle vie del Signore. Ma vederlo lì a illuminare, a portare questa luce, a mettere in ordine un posto di caos, mi ha fatto cambiare idee. E fino ad oggi, quando mi ricordo di lui che mette la sua mano e benediceva e benedisce tutti i prodotti, il latte, 1 litro di latte, Dio benedice questo latte, che la persona che lo compra, benedice la vendita di mio figlio, che lui prosperi e qua e là. Questo è essere luce, perché come Dio ha manifestato la sua luce in mezzo al disordine per mettere in ordine affinché altre persone come Adamo ed Eva potessero vivere in quest'ordine, Gesù è venuto in mezzo al caos e ha dato se stesso per noi affinché di illuminare la nostra vita, mettere in ordine la nostra vita, affinché noi potessimo a nostra volta essere luce per gli altri. Quindi non si tratta soltanto di me, ma si tratta di chi ancora non è qui con noi. Perché come ho detto, in quel momento io ero lontano dalle vie del Signore, ma vedere il mio papà che benediceva i prodotti che io vendevo, ha illuminato la mia mente e il mio cuore. E sentirlo tuttora ad oggi, che come stai? E lui che dice: io sto bene, ma come bene? Mi viene voglia a volte di dire: no, non stai bene. Ma lui: no, io sto bene e tutto andrà bene. Mia moglie lo sa, a volte stiamo parlando di lui a casa e noi diciamo, come dice mio papà, alla fine andrà tutto bene. Non so da dove tira questa forza, adesso posso dire, è del Signore. Matteo 5, versetto 14, voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Versetto 16, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Tu puoi pensare: adesso cosa devo fare io?
se tu credi veramente in Cristo e nel sacrificio che ha fatto Lui per te e per me, adesso è il momento che come Dio nella creazione ha illuminato e ha messo in ordine, come Gesù Cristo è venuto in terra e ha illuminato e ha messo in ordine, adesso tocca a noi illuminare e mettere in ordine tutto ciò che ci circonda. Giovanni 3, versetto 20. Poiché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non siano riprovate. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate perché sono fatte in Dio. Ma come me, forse anche tu, in alcuni momenti, ci sono aree della nostra vita che non vogliamo che sia illuminata. Ci sono ancora dei biscotti nascosti sotto il sedile. E chi era qui la prima volta che ho predicato? Alzate la mano, che così vi vedo, dell'acquario. Uno dei punti che ho sottolineato quella sera è che per non saper prendere cura dei miei pesci, che sono morti in tanti, e poi che ho imparato a farli vivere adeguatamente, l'acqua diventava verde molto velocemente. Io pulivo l'acquario, in 1, 2, 3 giorni era già tutta verde. Era sporca, non si vedeva niente dentro. E come vi ho raccontato, vi dico di nuovo, io non immaginavo cosa potesse essere il problema, perché stavo facendo tutto bene. Ma quando siamo andati al negozio di pesci, la signora mi ha detto: ma cosa succede? Ho detto: devo fare qualcosa perché l'acqua in 2 o 3 giorni diventa verde, devo ripulire di nuovo. Lei fa: no, c'è qualcosa di sbagliato. Ho detto: no, guarda, io uso questo, faccio questo e quell'altro. E lei fa: ma aspetta un attimo, ma la luce quant'è che lasci accesa? Ho detto: ma come? Io lascio 24 ore. E lei fa: no, la luce non può rimanere accesa così tanto, perché se la luce rimane accesa troppo a lungo, l'impurità dell'acqua viene fuori. Affinché l'acqua rimanga pulita, la luce deve essere spenta, perché appena tu accendi la luce per troppo tempo, l'impurità viene fuori. E forse tanti di noi, come me, a volte non vogliamo avvicinarsi troppo alla luce, perché lo sappiamo che più ci avviciniamo alla fonte di luce che è Gesù, l'impurità viene fuori, deve venire fuori, perché dove c'è la presenza di Dio c'è ordine, dove c'è la presenza di Dio non c'è caos. Dove c'è la luce di Dio non c'è spazio per le tenebre. E quindi più stiamo vicino alla luce, più impurità viene fuori. Ed è questo che Dio vuole da noi. Che noi siamo sotto di Lui, che Lui ci illumini ogni angolo, ogni area, affinché tutto ciò che non è da Lui, che lascia ancora che la nostra vita sia un po' così, venga fuori. E Lui non è lì per giudicarci e calpestare noi o per dire: ah, lo sapevo. No, Lui è lì come il padre del figlio prodigo di Luca 15, con le braccia aperte, ci aspetta affinché noi corriamo da Lui e riconosciamo che soltanto in Lui noi possiamo essere qualcosa di buono. Giovanni 1,5 dice: la luce splende nelle tenebre, le tenebre non l'hanno sopraffatta. Ossia, dove c'è luce non si può, le tenebre non esistono. Alziamoci in piedi.
mi è venuto in mente un'altra cosa. Martedì sì, mio papà era lì in ospedale uno di questi giorni, mi ricordo, per fare i buchi, per infilare i cateter, per fare la chemio. E poi sono venuto a casa sua per vedere come stava, e lui che mi racconta, io ero lì, l'infermiera, i medici lì, intorno a me, e mi hanno dato l'anestesia, e mentre facevano il lavoro loro, ho detto: posso pregare per voi? Cioè, io l'ho guardato, non ci credevo. Da peccatore che sono, ho detto: ma come? Tu sei lì affinché loro ti curino, e tu che chiedi di pregare per i medici e infermieri? Non ho detto, ho pensato. Ho chiesto all'infermiera e mi è rimasta un po' così sorpresa, perché non è una cosa solita. Però alla fine c'erano medici, infermieri, io che mentre loro infilavano questo tubicino dentro le mie vene, io pregavo per loro affinché Dio li benedisse, che gli desse la saggezza di curarmi in modo giusto, secondo la volontà di Dio. Il mondo è già nel maligno, il mondo è nel caos in questo momento, ma noi siamo la luce di Dio. Noi dobbiamo essere la luce di Dio. Noi dobbiamo, dovunque noi andiamo, manifestare questa luce tramite la parola di Cristo, affinché ogni cosa che è in disordine, sia nella tua casa, sia nei tuoi pensieri, nel tuo lavoro, io non lo so. Io so i miei difetti, i miei problemi, e sono cose che non so neanche, che devo mettere un po' più di luce. Ma forse sei arrivato qui questa sera che dovunque guardi vedi solo disordine e caos. E io ti dico, nel nome di Gesù, tu sei la luce che metterà in ordine tutte le situazioni della tua vita. Non perché ce la fai te, ma perché colui che è più grande di noi è in te. E tu puoi pensare: ma è molto difficile, lo so, e lui lo sa, infatti ha lasciato il suo spirito in noi, affinché questo spirito, che è il Paracletus, che è l'aiuto, fosse con noi, affinché non dovessimo fare le cose da sole, ma che lui è lì pronto ad aiutarci. Che appena gettiamo la luce della sua parola in una situazione, lo Spirito sia lì di fianco a noi, con noi, in noi, dandoci la forza, la saggezza, il modo giusto di agire, per mettere in ordine non solo la nostra vita, ma la nostra casa, la nostra chiesa, la nostra città. Perché è facile aspettare la soluzione dei problemi negli altri, dare la responsabilità e la colpa agli altri di ciò che noi stiamo vivendo. Ma forse Dio ti ha messo in quella situazione affinché tu potessi essere luce, affinché tu potessi illuminare, affinché tu potessi tramite il suo aiuto raddrizzare e ordinare tutto ciò che Lui vuole che sia raddrizzato. Come lo Spirito aleggiava sulla faccia dell'abisso nella creazione, lo Spirito è dentro di noi, pronto a cominciare una grande opera. E Filippesi 1,6, se non mi sfugge, dice che colui che ha iniziato una buona opera in noi porterà a compimento. Colui che ha iniziato una buona opera in te porterà alla fine. Se Lui ha iniziato qualcosa in te, sicuramente porterà alla fine. Lui ci ama. E forse tu sei qui, questa non era scritta, ma visto che ho parlato di mio papà tanto, tu puoi pensare: hai un papà? Bravo, ce l'ho. Grazie a Dio ce l'ho. È uno che ha sempre una buona parola per me.
E se sono qui oggi è per Lui, perché Lui ha pregato per me. Se ho accettato la sfida di predicare alcune volte perché Lui mi diceva: tu sarai un predicatore. Quindi ha lanciato delle buone parole su di me. Benediva il mio lavoro. E tu puoi pensare: ma io non ho avuto un padre così come il tuo. Come il mio forse no. Ma tu hai l'Abba Padre, il Dio, il papà Dio, colui che è con te ogni giorno della tua vita, che anche se non senti la sua voce, la sua presenza è lì. Che in alcune situazioni può sì dire delle cose per dire: oh, io sono qui, ma in alcune circostanze Lui non dirà niente, sarà soltanto presente. Anche se tu non lo senti, Lui è lì, perché Lui ha promesso che ci sarebbe stato. Lui ha detto: io sarò con voi fino alla fine, quindi Lui è con te fino alla fine. Ma io non lo vedo, non lo sento, ma Lui è lì con te. Perché Lui ci ama. Noi siamo Suoi e Lui si è donato tutto per noi. Chiudi i tuoi occhi in questo momento. Mentre la lode canta, vorrei che tu esaminassi te stesso e pensassi: cosa manca? Dove manca un po' di luce? Cosa posso fare per ordinare questo, quell'altro? Non meritavo tanto amore, non meritavo il prezzo che Lui pagò. No, no. Come spiegare questo amore? Come spiegare che Lui portò i miei peccati? Come io potrei vivere senza il mio amato? Come io potrei vivere lontano da te? Come io potrei vivere senza il mio amato? Come io potrei vivere lontano da te? Io ti amo e niente in questo mondo mi separerà da te, e niente cambierà l'amore che hai per me. Io sono del mio amato e Lui è mio. Ti amo e niente in questo mondo mi separerà da te, e niente cambierà l'amore che hai per me. Io sono del mio amato e Lui è mio. Come spiegare questo amore? Come spiegare che Lui portò i miei peccati? Come io potrei vivere senza il mio amato? Come io potrei vivere lontano da te? Come io potrei vivere senza il mio amato?
sono degno amato e Lui è mio. So che niente di questo mondo, né la morte né la vita mi separerà da te. Niente, no, neanche l'abisso più profondo, né più alto monte, niente mi separerà da te. Oh mio Signore, so che niente di questo mondo, né la morte né la vita mi separerà da te. Neanche l'abisso più profondo, né più alto monte, niente mi separerà da te. E io ti amo. Io voglio invitarti a venire qui davanti. Se tu hai sentito che la parola ha parlato con te, che forse c'è un po' di disordine, forse c'è un po' di caos, che tu puoi pensare io da solo non ce la faccio, e ti invito a venire qui davanti, che noi come Chiesa pregheremo per te, pregheremo insieme per la tua vita, che la parola di Dio, la sua luce illumini ogni angolo della tua vita, che la sua parola possa illuminare ogni pensiero che hai, ogni cosa, ogni... Chiudi i tuoi occhi. Grazie Gesù, grazie per tutto ciò che hai fatto per noi, grazie per la tua parola che hai ministrato, Signore, in noi. Grazie perché tu hai detto che se la tua parola è in noi, noi siamo nella tua parola, noi possiamo chiedere tutto ciò che vogliamo secondo la tua volontà, e questo accadrà. Tu hai detto se la mia parola sarà in voi e voi sarete in me, potete chiedere tutto ciò che volete, e noi come Chiesa chiediamo, Signore, che la tua luce, il tuo ordine possa entrare nelle vite di queste persone che sono qui, che loro come me non ce la fanno da soli, e quello lo sappiamo, ma tu hai dato il tuo spirito di potenza, il tuo spirito di aiuto per noi, un aiuto benevolo, Signore, e noi aspettiamo, Signore, e chiediamo a te, entra nella nostra casa, entra nella nostra vita, nei nostri cuori, Signore, nella nostra mente, Signore, e dove c'è un disordine, dove c'è una sporcizia che non sia dalla tua volontà, Signore, che la luce del tuo spirito sia gettata lì, che noi possiamo con il tuo aiuto, Signore, pulire, essere ordinati, essere puliti davanti a te. Grazie, Signore, perché tu ci sei sempre e non ci abbandoni mai, e se tu hai cominciato qualcosa in noi, tu porterai alla fine, e non a metà, e non lascerà niente vuoto, niente informe. Tu metterai in ordine, tu riempirai la nostra vita, il nostro cuore, secondo la tua parola dice. Grazie papà, perché sei un Padre buono. Grazie papà, perché ci ami, e se noi ti amiamo è perché tu ci hai amati per primi. Per questo noi ringraziamo a te, noi ringraziamo a te. Noi ringraziamo te.
separerà da te, e niente cambierà l'amore che hai per me. Io sono del mio amato, io sono del mio amato, io sono del mio amato e lui è mio. Io sono del mio amato e lui è mio. Io sono del mio amato e lui è mio. Io sono del mio amato e lui è mio. Io sono del mio amato. Io sono del mio amato e lui è mio. Sì, io sono del mio amato e lui è mio. Io sono del mio amato e lui è mio. Io sono del mio amato, io sono del mio amato. Io sono del mio amato e lui è mio. Io sono del mio amato e lui è mio. Sì, io sono del mio amato. La chiesa ha un solo sposo, ha un solo amore, ha un solo amore, lui è Cristo. Noi apparteniamo a lui. Io sono del mio amato e lui è mio. Io sono del mio amato e lui è mio. Io sono del mio amato e lui è mio. E niente in questo mondo mi separerà da te, niente cambierà l'amore che hai per me. Sono del mio amato e lui niente in questo mondo mi separerà da te, niente cambierà l'amore che hai per me. Sono del mio amato e lui è e niente in questo mondo mi separerà da te, niente cambierà l'amore che hai per me. Sono del mio amato e lui è l'abisso più profondo, nel più alto monte niente mi separerà da te. E so che niente di questo mondo, nella morte e nella vita mi separerà da te. Neanche l'abisso più profondo, nel più alto monte niente mi separerà da te. So che niente di questo mondo, nella morte e nella vita mi separerà da te. Niente mi separerà da te.
Giovanni 1 c'è scritto che Gesù è la vera luce che illumina gli uomini, che questa luce possa illuminare il cuore di tutti quanti noi in un modo nuovo, ancora più splendente a partire da questa sera. Facciamo un applauso per glorificare il nome di Dio per quello che ha fatto questa sera nella vita di molti in questo luogo. Amen. Possiamo accendere le luci, stiamo per terminare, dobbiamo festeggiare i compleanni di questa settimana. E luce fu i compleanni di questa settimana. Chi c'è qualcuno che ha compiuto gli anni in questi ultimi 7 giorni del calendario? Compleanno? Compleanni? Micaela, Sì, va bene, accettiamo i ritardi, non c'è problema. Per animare questo momento accettiamo anche i compleanni di 2 mesi fa. Compleanni, Guglielmo, compleanno? Anniversari di matrimonio? Niente? Anniversari di battesimo? Anniversari di permesso di soggiorno? Niente? Allora alziamoci in piedi per benedire insieme la vita di Micaela, questo nuovo anno che Dio le ha messo davanti. Possiamo stendere le nostre mani verso di lei e pregare così: Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per la vita di tua figlia che tu hai messo sul cammino di questa chiesa, nel quale tu ti sei messo sul suo cammino. E ti chiediamo, Dio, che tu possa benedire questo nuovo anno che è davanti a lei. Io credo che sia un anno preparato con gioia, con allegria, con pace, con salute, con le migliori benedizioni che tu hai per lei. Ma quello che oggi ti chiediamo ancora di più è che la tua presenza possa essere sempre costante ogni giorno di questo nuovo anno. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen, che questa stessa benedizione allora possa essere anche sulla vita di tutti quanti noi, chiedendo che la gioia del nostro Signore possa riempire questa settimana, la settimana della Chiesa di Dio, la settimana delle nostre famiglie, chiedendo che la sua pace, la salute che viene da Lui possa essere con tutti quanti noi, chiedendo che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo sia con tutta la Chiesa. Aspetta. E in quanti siamo? 1! Voglio chiedere un attimino a tutti i ragazzi che sono